Un grande concerto ospitato nell'auditorium dell'Istituto Superiore Ciusa di Nuoro ha chiuso la tappa nuorese del progetto di partenariato strategico Erasmus Plus United in Music, che ha visto per 4 giorni la presenza nel capoluogo barbaricino di delegazioni di studenti della Lituania, Romania e Francia, che sono stati ospitati dai loro colleghi del liceo musicale Sebastiano Satta. Un progetto, ha sottolineato la dirigente Carla Marchetti, nell'accogliere gli ospiti, finalizzato alla riscoperta della musica folk delle nazioni coinvolte, un'attività di ricerca comune particolarmente importante e interessante, ma anche di grande valore formativo. Gli studenti, infatti, sotto la guida dei docenti, hanno approfondito la conoscenza della tradizione musicale dei rispettivi territori, Varenos per la Lituania, Alba Iulia per la Romania, Bondou per la Francia e Nuoro per l'Italia. Riscoperta delle proprie radici musicali, delle proprie tradizioni, che però alla fine finiscono per far risaltare una comune appartenenza alla cultura europea. Quelli vissuti a Nuoro dalle delegazioni musicali straniere e dagli studenti nuoresi sono state giornate intense, all'insegna della musica e della preparazione del saggio finale che ha concluso la loro esperienza in città. Un concerto in cui gli studenti, indossati anche gli abiti tradizionali della propria terra, hanno dato dimostrazione di grande capacità tecnica coinvolgendo il pubblico. Gli studenti nuoresi hanno presentato il meglio della tradizione musicale sarda e barbaricina in particolare, dai balli ai tenores, che hanno dimostrato come queste forme musicali siano ancora vive e abbiano un futuro anche grazie all'interesse che suscitano nelle nuove generazioni. Per tutti l'applauso del pubblico e l'apprezzamento per le diverse espressioni musicali che il progetto Erasmus sta contribuendo a rafforzare.